Grafia veneta. E ora, sto post del blog c'è unicamente per i compaesani veneti, visto che pochi altri, quelli che non viene da me regione, non che c'è niente di interessante, che tutte le robe che scriverò non avrà nessun senso praticamente. Si tratta di grafia del dialetto veneto. A UNESCO e a Costituzione italiana ha definito il Veneto come una lingua e la Regione Veneto ha emesso un documento ufficiale sulla grafia veneta. In realtà è robe è una più complicate, perché la grafia della regione è comprensiva di un fracco di maniere di scrivere differenti. E lo Stato italiano non difende i dialetti in nessun modo. Insomma, avevamo a farlo soli. Va bene, me pare ovvio. Ma senza una maniera ufficiale di scrittura, in te nostro caso avevamo un problema. Difatti, per il dialetto veneto vi tantissime forme di scrivere. Maniere tradizionali, letterarie, popolari, italianizzare, inventare e nuove per completo. La questione sostanzialmente è da risolvere un problema principale. E il Veneto è fatto di un fracco di varianti e per adesso nessun tipo di scrittura riesce a valido per la maggior parte delle maniere di parlare il Veneto. Personalmente però mi cavaria qualche idea che mi piacerebbe parlarne, perché ho in mente dei sistemi di scrittura che mi parrebbe utili per trascrivere in una maniera sola diverse maniere di pronunciare che esente il Veneto. Intanto vi sarebbe da dire che qua sopra ho scritto come mi pare a me, non da maniera che voglio spiegarvi subito qua sotto. La incoerenza se vuoi, ma vabbè, intanto questo discorso non lo leggerà nessuno, e che c'è sempre da privilegiare un tipo di grafia che sia vicina a una tradizione sentita è possibile, se no non funzionerà mai. Mi scrivo vicino a mia tradizione di pronuncia, anche se per essere comprensibile, più parlate venete, che vorrei un aggiustamento, che è proprio quello che vi spiegherò adesso qua sotto. Prima di tutto, manteniamo un paio di robe che sono fortemente tradizionali in la maggior parte delle grafie venete inventate e prodotte fin adesso, e che si vede se potrebbe farle sparire, in realtà sarebbe una forzatura massa grande e non necessaria. 1. Manteniamo a Q dove che tocca, come in italiano, per questioni storiche. 2. Stessa roba per CH, a femo restare come in italiano, perché a K è massa forzata e a suona a foresta. 3. C e C e resta l'italiana, ormai che mi impara così. 4. Cico Sediglia personalmente a Cavaria. De volte si può vederla in varie grafie venete, ma mi pare che non abbia senso introdurre una grafia nuova, in senso ormai nuova per un veneto standard abituato a scrivere in italiano, per pronunciare un son che sia ben trascrivibile con le lettere che abbiamo. 5. GN e resta come in italiano, perché scriverlo a spagnolo o a portoghese non mi pare che abbia un gran senso. E sarebbe solo una forzatura per scampare da una tradizione che assomiglia all'italiana. Ma in realtà sto qua è il modo usato dalle nostre parti. Dopo giuntaria le lettere tipiche del dialetto veneto che ormai si riconosciute e accettate un fiato a tutti quelli che ha interesse a scrivere in veneto. Chi? 1. La famosa L sbarara, abbastanza necessaria per rappresentare a L intervocaica tipica delle parlate del basso veneto, anche se per dirla tutta in realtà non sarebbe neanche tutto questo gran bisogno di vederla, visto che è semplicemente una questione di pronuncia che ha le sorelle e vinciate. A L in mezzo a due vocali si indebolisce, e se una dei due vocali ha una E o una I, e ora a L sparisce del tutto. A ogni modo, sta lettera è già ben diffusa, quindi ben par ben che resti, anche per rispetto di tutte le varianti, e per delle ragioni che vi spiego più avanti. A L sbarà al principio di una parola si può leggerla L sbarà, I o anche non leggerla del tutto, secondo le varianti. Do. Che altra famosa lettera? A X, che a trascrive il son di AS dolce, tradizione antichissima, quindi accettata completamente. Per non fare robe massa pesanti, si assume che AX si usa solo in situazioni intervocaiche, dove che si confonderia con AS. Ma non bisogna essere massa esagerati, perché scriva sveglio, slenguassà, sgraffà, sbattuo, è massa strano. E tutti ne viene male a scrivere sveglio, slenguassà, sgraffà, sbattuo.
A tutti sì, sempre che non più da scrivere in Veneto. A ogni modo c'è da ricordare che al principio della parola la differenza tra X e AS è fondamentale in Veneto. 3. AS di conseguenza si legge sempre S sonoro, visto che S dolce è già rappresentata da X. Ovvio che associare a certe consonanti a suona dolce, come l'esempio fatto prima. 4. Giustamente come tradizione, i MP e gli MB italiani in Veneto si scrive NP e NB, visto che a pronuncia di tutte le N a fine della sillaba si legge nasai e si usa sua vocale anteriore, come in portoghese. 5. Siccome a SCE e a SCI italiane non esiste come sono in Veneto, sarà normale che SCI e SCE si pronunci come una unione dei due suoni S con C e S con C, senza creare nessun problema di comprensione. La parola scianta non può essere letta come scianta, perché il sh non esiste, ma se ne sarà come scianta automaticamente. E parole con l'accento fuori della penultima sillaba, l'accento varia da scriversi graficamente, secondo me, come in spagnolo, che c'è di casi dove che viene utile. Parole che finisce in consonante e ha l'accento sull'ultima sillaba. Fin qua quasi niente di nuovo, e praticamente fin qua c'è anche fin dove che applico la scrittura che godo per fin adesso, facile e semplice, quasi tradizionale. Il problema resta però sempre le varianti del Veneto. Se mi fosse un padovan, per fare un esempio, già per dire tradizionale diria tradizionale, e per fare un esempio diria per fare un esempio. Un veronese che avrebbe un sacco di vocali, ma lasceria tutte L dure senza trasformarle in intervocaiche. Insomma, un casino. Di qua propongo un paio di soluzioni per i problemi più tipici dei differenti parlate venete. Soluzioni che sono un po' controverse perché nessuno le ha mai usate prima. Per questo sono anche criticabili e inaccettabili. 1. Per risolvere il problema della pronuncia della L finale, in certi posti si legge L e in altri E, propongo di scriverla come L sbarà, anche se non si legge come L intervocaica in nessuno dei casi precedenti. In questo caso si tratteria solo di un trucco grafico che servirebbe a ricordare che ogni parlata ha pronuncia in tal maniera che per meglio. Così le parole come final, sol, mal, piassal, faral si scriveria final, sol, mal, piassal e faral, dando rispetto ai differenti pronunce delle varianti venete. Do. A longa sarebbe da applicare in che parole che in certe parlate si pronuncia come una I intervocaica e in altre invece come una G in veneziano. Così scrivendo moio si pronuncia moio in gran parte del Veneto e mogio in veneziano. Stessa roba per parole tipo voglio, mujer, iera, sommeliar, eccetera. Ma no, perché parole che in veneziano non si pronuncia con G, in modo da non creare incongruenza per quelli che parla veneziano. 3. A Z sarebbe da utilizzare in dei casi in cui in basso veneto si pronuncia S, in basso piave si pronuncia Z italiana e in l'alto veneto si pronuncia TH. Così che se adesso scrivo la parola pronuncia o coesione, dipendendo da dove vengo savaria, pronunciarla senza incongruenze. E cioè pronuncia, pronunzia o pronunzia. E la stessa roba per coazione, coazione o colazione. Dai, da che modo parlare queste regole appena spiegare ora? E andiamo avanti con i casi un po' più speciali e innovatori. 4. È il caso di che parole che hanno una lettera che si pronuncia a volte X, a volte DH, a volte D. Tipo ziogo, diogo, diogo, o anche zogo, o anche zioba, dioba, dioba, o anche zoba, e ancora sorzo, sordo, sordo.
In questo caso sarebbe giusto usare una grafia differente. Mi propongo il DZ, per dire che a Z ha una lettera mutante e a D davanti a che dà la variazione grafica che abbiamo bisogno. In questa maniera, scrivendo Ziogo, Zioba e Sordo, tutti si usaria della maniera che si è abituati rispetto a tutte le varianti. 5. Andando avanti, c'è un altro problema delle varianti. E parole tipo fiol o fradel, che da mie parti si pronuncia così come le ho scritte, ma da altre parti invece si dice fiolo e fradeo. Per arrivare a un compromesso, per le due pronunce, mi metteria come sempre una bea L sbarà apostrofa finale, si ben che non si tratta esattamente di questo suono. Così te parole che ho scritto sopra, scritte così, fiol e fradel, si usaria in certi posti fiol e fradel, in altri fiolo e fradeo, in altri fiolo e fradello. In questo caso a L sbarà con l'apostrofo finale solo sarebbe una forma grafica per ricordare che si pronunce differenti, senza favorirne neanche una, visto che nessuna è esattamente speciale in tal modo di scrivere. Sì, altra questione fondamentale. E parole che finisce in R e che viene pronunciate in varie maniere. Rider o Vardar a Venezia e sono esattamente così come le ho scritte, ma a Treviso sarebbe Rida e Vardar, invece che Padova sarebbe Ridere e Vardare. In questi casi propongo usare un bel apostrofo dopo le R, per rendere chiaro che è R che varia. Invece in altri casi non daria scritto nessun apostrofo, perché R che non è varia, tipo in certe preposizioni come par, le par forza, o venere, che si pronuncia venere dappertutto. Insomma, sarebbe solo da mettere una R apostrofo con queste variazioni locali, per rendere chiaro cos'è il caso di esontare o no una E a fine. In Tesone di Treviso, da dove vengo mi, basta ricordarsi che una ER con l'apostrofo no accentata finale aveva AR o addirittura A, all'inglese quasi. Reader, rida o rida. Verser, versa o versa. Dopo che sarebbero ancora dei casi speciali da trattare, che potrebbero avere delle soluzioni grafiche, ma per conto mio sarebbe un pelo massa forzare. A ogni modo, per essere esaustivi e spiego, anche se mi non parlaria proprio. Lo so che è mezzo assurdo star là a spiegare una roba che neanche a me non ho idea di imparare, ma cosa ho avuto? È una questione deontologica. 1. Il Veneto non è che capisce solo che è L evanescenti. In realtà, le consonanti evanescenti gliene dà un bel fiato. E D evanescenti e anche V evanescenti. Parole del tipo ospedal, poder o dopo, si può pronunciarle sia così come che si scrive, ma anche della forma ospeal, poer e opo. Così che parole del tipo lavorar, svojar e boia si può leggere come che si scritte o anche laorar, zoar e oia. Per me in generale in questo caso non vi sarebbe necessità di dover scrivere con una grafia speciale, perché più che una variante locale sarissimo di parlare qua di una pronuncia a scelta del parlante, secondo la sua sensibilità del momento. E da forme ospedal e ospeal non è incompatibili tra loro. Si potrebbe adoperarle tutte e due come vuole, o se no scrivere sempre a D e pronunciarla come vuole. Ma in tal caso che qualche purista della pronuncia si ribesse, ecco che potrissimo mettere un DH per far capire che è una D che può sparire o no, secondo la volontà del parlante. Altre possibilità sarebbe adoperare un apostrofo o una lineetta, ospeal o ospeal, ma non mi pare il caso. C'è proprio un sistema grafico che ha da essere, e ora che sia ospedal, perché in manco si capisce che c'è una D di mezzo in questa parola, bisogna. Stessa roba per il VH, per i V evanescenti. Così, doparando le parole degli esempi fatti prima, potremmo già scrivere una frase tipo va per artiste che voglia, gioia via, va, aratia.
Detto questo, che sarebbe da zontare che in generale, se è vero che DH sarebbe una scelta di pronuncia differente a seconda dell'estero del parlante più che della zona di provenienza, ma che c'è delle situazioni dove la pronuncia è dove sta all'area di origine, quando cioè si ha da fare è il participio passà femminile. Una camminata Venezia sarebbe piuttosto una camminata, me parte. Invece che Vicenza o Verona, credo, si disarie una camminà. Seguendo il sistema del prima, sarebbe da scrivere una camminata e così non si favoriria nessuna parlata specifica e ognuno lesaria della maniera che si è abituato. Mi comunque preferisco lasciar perdere sta roba, per non incasinare massa la grafia, che diventeria massa pesante, come che suppongo che avrei notato. E sarebbe la possibilità di scrivere secondo gli usi e i gusti di ognuno, visto che tutte le forme in questo caso e poi coesista, perché non crea nessuna confusione. Boh, mi pare che basta così. Insomma, se sti cambi fossi accettati, le variazioni locali sarebbero davvero minime e accettabili. Certe forme verbali, ovvio, certi mestieri e terminazioni sporadiche, i continueria a essere differenti. Però grazie a un sistema di grafia di questo tipo qua, si potrebbe attaccare a scrivere in veneto per tutti, senza sta a smissiar massa e grafie tradizionali, vicine all'abitudine grafica esistente attualmente, si potrebbe introdurre questi sistemi qua e scrivere nel rispetto di tutte le varianti dialettali locali del Veneto per creare una specie di coinè culturale. Vabbè, qua sono devo esagerarne parole. No? A ogni modo, volendo essere già un po' più realisti e entrando realmente in contrasto con le ultime frasi mega romani che ho appena scritto, dai, parliamoci chiaro. Mi rendo conto che se è mezzo assurdo per il tempo inventando grafie che nessuno imparerà e che nessuno probabilmente neanche leserà. Ma come sempre, in termini blog e idee non ha nessun valore pratico e se divagazione buttai per aria, lettere al vento. Buon, saluto! PS. Ah, per finire davvero tutto, vado ad aggiuntare solo sta ultima nota. Ha parlato de Beun se ha la possibilità di cavare tutte le vocali finali di praticamente tutte le parole esistenti del vocabolario. I beunesi i gasto privilegio. Boom, finio, giuro. Non vi stresso più. Ciao!